Il tram di Posillipo al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo a Miesare in Diafora, quando alla via Partenope saiette una signora. E allora dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senzina e 'ndrangheta s'accomoda signora. E allora dietro l'angolo si strinse ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai verennata, tanta una gamba fuori, come sospira Cesare, che coscerà signora. E allora dissi: di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie, e s'ammucca la signora. E allora poi ad un anno, ma carindo tram uè, a gente ci guardavano. Dissi: signor scende, e mi pigliai un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia cenietta, ma io solo che signora. E allora senza scrupoli ma comincia a lanciare. Ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'Hotel Vesuvio, lei mi accompagni allora. E allora io feci subito, necessita virtù, ma a Frisio ci mangiaiamo, lucendo di giù. Tornando, immaginatevi, stevo con l'occhio fuori, quando all'Hotel Vesuvio scennette la signora. E allora qui vede il graziosissimo Caenna Petrasì, a tutti presento mi marì, ma aveva pigliato proprio per un cafone fuori, e gettami in da camera e s'assetta la signora. E allora mentia proprio, ma steva a abbracciare vicino alla porta tuppata, sentetti tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandiava malora, nu camerieri smoking, co conterà signora. E allora ci guardaiamo, curioso tutte e tre. Lei prese il conto e pagalo, 2083. Con una pensata e spirito dissimo non è ora, e o cameriere pratico: pardon signora. E allora lei fa: sei stupido, qua stupida madame, 100 lirette taxi, 200 per mangiare, ruimile e tante camere, e questa che buon'ora, cacevo banche Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere mancano i a piglia un cappiello e subito me ne scendetta là. Trovai ancora un taxi, scioffe, pensione Flora, e getta a trovare Amelia che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità, che via vecchia Panova non sa da mai cagnare.